Benvenuti ad una nuova puntata. Il Made in Italy è il terzo brand più conosciuto al mondo, dopo Coca-Cola e Visa, e pertanto è particolarmente soggetto a frodi e mistificazioni. Il settore agroalimentare è ancora più esposto nei confronti di questo problema. Talvolta i produttori ne pagano pesantemente gli effetti, subendo una concorrenza sleale e illegale, anche per effetto dei vuoti normativi su questo tema che non tutelano sufficientemente le imprese italiane. Oggi vorremmo parlare della tracciabilità dei prodotti agroalimentari e ne parleremo con il dottor Iannotta, docente dell'Accademia Nazionale dell'Ulivo. Dottor Iannotta, di che cosa si tratta? Dunque, il sistema di tracciabilità agroalimentare è un sistema secondo il quale si lascia una traccia ad ogni segmento della filiera. Quindi a cominciare dalla coltivazione, sia in termini di modalità di coltivazione, per esempio per la raccolta, eccetera, poi alla trasformazione, poi al confezionamento e poi alla distribuzione. Tutti questi passaggi sono tracciati in maniera tale che ci sia una documentazione capace di certificare, l'origine del prodotto e poi i metodi di coltivazione e tutti gli altri passaggi della filiera. Questa filiera ripercorsa al contrario dà invece luogo alla rintracciabilità. La rintracciabilità ci occorre quando con un prodotto in mano poi dovremmo avere la possibilità di risalire molto spesso all'origine e anche al tipo di coltivazione, magari anche alle cultivar, per cui si ha questo sistema di rintracciabilità, che è il percorso inverso rispetto alla tracciabilità. Allora, gli elementi fondamentali che caratterizzano la tracciabilità della filiera sono alcune istanze molto importanti di riferimento, quali la prevenzione delle frodi, e poi il vantaggio commerciale, perché questi prodotti hanno un valore aggiunto, la gestione del rischio, ossia la capacità di poter ritirare il prodotto qualora esso possa minacciare la salute dell'uomo, e poi l'integrazione con altri sistemi di certificazione come quello della qualità, come quello della logistica, come quello del consumatore. Poi soddisfa la necessità di aumentare la consumer confidence, cioè per la fiducia del consumatore, e infine soddisfa il bisogno di maggiori informazioni. Più in generale, più nel dettaglio, potremmo dire che la tracciabilità ci permette di risalire alle caratteristiche della produzione, come dicevo prima, soprattutto in tema di appartenenza dei processi produttivi e ambientali. Poi ci permette di ricostruire la sua storia tecnico-commerciale, richiamare un prodotto se si riscontra un problema a livello di salute umana o dell'ambiente, quindi con una certa tossicità, agevolare l'identificazione del controllo di effetti indesiderabili, contribuire al controllo delle informazioni dell'etichetta. Anche questo è importante, perché poi noi su questa etichetta, oltre alle indicazioni normali, potremmo trovare anche dei segnali che poi spiegheremo meglio nel seguito della nostra chiacchierata, attraverso cui per esempio ci sono sistemi che ci permettono poi di rileggere tutti quei passaggi lungo la filiera. Ci può indicare quali sono le normative che ne disciplinano l'applicabilità? La normativa principale è una normativa europea dell'Unione Europea, che è la 178 del 2002. È una normativa che impone in senso trasversale, cioè per tutti i prodotti agroalimentari, impone la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, questa a tutela della salute e anche degli interessi economici dei vari consumatori. E quindi è quella che effettivamente fa fede attualmente, questa
normativa comunitaria. A livello nazionale c'è una legge quadro che riguarda la qualità dei prodotti agroalimentari, attraverso cui può essere inserita anche il discorso della tracciabilità, però al momento attuale una normativa vera e propria a livello nazionale a questo riguardo non c'è. Aspettiamo che nell'evoluzione di questa tutela delle produzioni agroalimentari generali, quindi da questa legge quadro, sia inserita anche la parte della tracciabilità. E con quali sistemi si possono realizzare gli scopi di questa normativa? Allora, i sistemi sono diversi, e il primo dei quali è il sistema documentale, ossia i registri cartacei attraverso cui si effettuano le note di passaggio da un segmento all'altro della filiera. Questo è il sistema tradizionale, il primo che è stato messo in uso, diciamo, anche se è un po' farraginoso e poco moderno, diciamo così, e comunque risponde alle esigenze di tracciare il prodotto, e quindi come tale c'è questa tracciabilità. Più recentemente si sono introdotti metodi più moderni, come per esempio quello dell'adozione di un codice a barre. È un codice a barre che si applica direttamente sull'etichetta, dalla quale evidentemente si può desumere attraverso un lettore elettronico, diciamo, tutti i passaggi della filiera. Poi c'è un terzo metodo che è anch'esso, diciamo, estremamente attuale, che è quello delle radiofrequenze, ossia sono stati predisposti dei software con delle app attraverso cui si possono fare delle letture con diversi sistemi, e quindi, diciamo, con una capacità di scrittura e di lettura, quindi praticamente di accesso a tutti i dati contenuti attraverso questo software. Accanto a questi sistemi ce ne sono altri in cantiere, qualcuno in sperimentazione, molto complesso, molto sofisticato. I nostri telespettatori ricorderanno qualche tempo fa ci fu una trasmissione proprio su questa rete, e la dottoressa Zelasco del CREA OFA di Rende ci spiegò che nell'ambito del piano olivicolo c'è una ricerca che riguarda proprio questa della tracciabilità attraverso un nuovo sistema di tracciabilità, che è un sistema basato addirittura sulle telecamere, quindi con documentazione visiva di tutto quello che si fa, a cominciare anche dai particolari, per esempio i carri di trasporto del prodotto, delle olive che vanno dal campo, che vanno verso il frandoio, eccetera, eccetera. Quindi tutta questa documentazione non solo è documentata per iscritto, ma è documentata anche per filmati. Infine vorrei fare un accenno alla quella che dicevamo prima, che è la rintracciabilità, ossia i metodi che ci permettono di raggiungere l'origine di un prodotto alimentare partendo dal prodotto finale. In questo campo, diciamo, sono stati fatti molti progressi nell'ambito della metodica analitica, per esempio nella biologia molecolare. Anche queste sono molte ricerche sono effettuate presso il CREA OFA di Rende, attraverso cui praticamente ci sono dei sistemi che permettono diciamo, il prelievo di frammenti di DNA all'interno dell'olio, che poi vengono amplificati e vengono identificati per risalire alla cultivar, alla varietà. Risalire alla cultivar, alla varietà, può essere che sia importante anche ai fini dell'origine, perché noi sappiamo dove sono dislocate queste cultivar nell'ambito del territorio olivicolo nazionale, e quindi attraverso questo sistema di rintracciabilità noi potremmo anche individuare l'origine. Ecco, noi siamo particolarmente sensibili alla produzione dell'olio, e perciò vorrei, infine, come ultima domanda, chiedere come questo sistema di monitoraggio può essere applicato alla filiera olivicola olearia e quali sono i vantaggi. Dunque, la filiera olivicolo-olearia noi la conosciamo bene perché ci occupiamo di essa da molto tempo, e sappiamo che è una delle più saccheggiate dalle frodi alimentari nel mondo, perché in Italia, diciamo, abbiamo una produzione di altissima qualità e quindi come tale è molto richiesta e ha un valore aggiunto sui mercati internazionali. Tutto questo ha permesso e permette tuttora di applicare delle frodi anche in funzione di una
mancanza di specifiche norme legislative, per cui è possibile confezionare un prodotto con la scritta Made in Italy senza che il prodotto poi in esso contenuto sia effettivamente italiano. Per esempio è il caso degli spagnoli che hanno acquisito i maggiori marchi di commercializzazione degli oli italiani e che praticamente attraverso questo sistema loro si vendono il loro olio a prezzi molto competitivi sui mercati internazionali sfruttando appunto il Made in Italy. Questo è uno di quei casi di concorrenza sleale o illegale da cui siamo partiti. Infine un piccolo accenno lo vorrei fare alla necessità che c'è per noi calabresi, che abbiamo da poco, come sapete, l'IGP Olio di Calabria, e in cui praticamente sapere l'origine, certificare l'origine del prodotto è fondamentale perché è un prodotto geograficamente protetto e quindi come tale per l'olio d'oliva i vantaggi sono enormi per l'olio IGP che può certificare in questo modo la vera origine del prodotto. Grazie dottor Iannotta, noi vi salutiamo, vi auguriamo buon fine settimana, alla prossima puntata di Agricoltura. Grazie. Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica di approfondimento sul mondo dell'agroalimentare e dell'agricoltura in Calabria a cura di Federterziario Agricoltura. Oggi approfondiremo per quanto riguarda quelli che sono i temi che riguardano sia quelli legati al recente decreto legge sostegno, ma soprattutto anche su una vicenda che sta riguardando il mondo agricolo e che è stata anche oggetto della trasmissione che ci ospita, ovvero il cosiddetto Nutri-Score. E ne approfittiamo oggi per parlarne insieme al presidente di Unagri, il dottor Domenico Cosentino, che ringrazio per essere qui con noi oggi. Passerei a questo punto a trattare proprio il primo argomento. Innanzitutto, benvenuto Domenico, mi permetto di darti del tu per i rapporti che ci legano, grazie di essere qui con noi. Grazie. Il tema del Nutri-Score. Grazie a te Giovanni di avermi invitato, buonasera, un saluto a tutti i telespettatori di TenTV. Bene. Nutri-Score. Il Nutri-Score si lega soprattutto con quello che è il discorso del Made in Italy, che è questa proposta in seno all'Unione Europea per quanto riguarda, passatemi il termine, la marchiatura dei prodotti agroalimentari. E questo spesso, per come è stato impostato, diciamo, per adesso tutto quello che è il percorso di questa sorta di semaforo, è diciamo, quasi un attacco al Made in Italy. Come Unagri e insieme anche a Federterziario Agricoltura stiamo promuovendo una serie di iniziative, ma Domenico, a questo punto qual è la tua opinione sul Nutri-Score? Beh, allora, innanzitutto io credo che questo, lo dico non come persona fisica, quindi non tanto come Domenico Cosentino, ma come Domenico Cosentino in quanto rappresentante di un'organizzazione di categoria, di un'associazione di produttori. Nutri-Score, questa sorta di etichettatura a semaforo che piace alla Germania, che piace alla Francia, a me personalmente non piace. Non piace per due ragioni. Punto numero uno è perché noi non possiamo dare una pagella ai cibi, ma dobbiamo etichettare un prodotto andando a definire le caratteristiche del prodotto stesso, dobbiamo andare a definire le indicazioni di origine e di salubrità del prodotto affinché il consumatore possa in modo ottimale scegliere dei prodotti tracciati, dei prodotti genuini, dei prodotti ottimali. Quindi questa sorta di semaforo secco in cui abbiamo questo A, B, C, D a secondo solo dei valori nutrizionali e che non ci dice più niente, a me non piace. Questo lo dico come consumatore. Come associazione di categorie poi mi sento di dire che mi puzza la cosa, perché dietro questa slogan di salubrità o di tutela del consumatore io invece vedo e continuo a vedere un interesse delle grosse strutture alimentari, le grosse strutture di trasformazione alimentare e di vendita dei prodotti agroalimentari, anche perché se effettivamente viene posto in essere e quindi viene applicato questo sistema di etichettatura del Nutri-Score, effettivamente scomparirebbero o avrebbero una difficoltà di commercializzazione o tutti o quasi tutti i prodotti
a denominazione protetta, quindi i classici GP o DOP, che sono l'eccellenza della produzione agricola italiana, quindi del vero made in italiano. E quindi, come giustamente dicevi tu in premessa, noi abbiamo già fatto una serie di battaglie, una serie di Esatto. azioni e siamo ancora forti in questo momento, perché il nostro obiettivo è quello di tutelare, difendere e valorizzare quello che è il Made in Italy. Il Made in Italy lo fa il contadino, lo fa la piccola azienda, non lo fa la grossa industria. Ora io mi fermo qua, perché altrimenti diventiamo polemici su questa Costituzione, e tengo solo a sottolineare che come organizzazione, sia che comunale che come Federterziaria Agricoltura, siamo impegnati da tempo a sostenere e a difendere questa cosa, e oggi più che mai siamo in prima linea per condannare e attaccare questo sistema di etichettatura che non ci piace fondamentalmente. Di questo ti ringrazio, anche e soprattutto il fatto che tu abbia sottolineato che insieme come associazione di categoria abbiamo già presentato una serie di interrogazioni per quanto riguarda sia in Commissione alla Camera sia in Commissione Agricoltura al Senato, e proprio in questi giorni stiamo anche tentando di sposare quella che è una linea europea di contrasto, cioè quella linea di quell'Europa che va in contrasto a quella che è l'impostazione, l'asse franco-tedesco, anche attraverso quella che è l'opera dell'onorevole De Castro con cui ci stiamo interfacciando. Sì, scusami, sì. io ti interrompo No, velocemente, assolutamente. giusto per dirti per dire ai telespettatori che siamo entrambi come organizzazione, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, per un semplice motivo, perché noi difendiamo effettivamente gli interessi e tuteliamo, o quantomeno cerchiamo di difendere e tutelare gli interessi di chi effettivamente fa agricoltura, di chi effettivamente si sporca e continua a sporcarsi le scarpe di fango tutti i giorni. Quindi vogliamo uscire fuori come organizzazione da queste che sono queste lobby agricole, che in realtà non difendono più gli interessi degli agricoltori. È vero, infatti affrontiamo diversi temi e tentiamo sempre nel piccolo, proprio con questa trasmissione, a fare informazione, ma nel concreto come organizzazione a essere vicini a quelli che sono i nostri associati, i produttori agricoli, su diversi fronti. Abbiamo parlato di Nutri-Score, prima abbiamo anche, fra i vari temi su cui volevo porti alcune domande, anche ciò che riguarda il decreto sostegno. Noi veniamo adesso da un periodo di pandemia che notizie delle ultime ore in Calabria si sta acuendo, come Basilicata, anche so che siete in zona rossa, tu sei lucano, ma a questo proposito, anche per quanto riguarda quelli che sono le prerogative del decreto sostegno, in che ambito diciamo, in agricoltura si può intervenire e come possiamo essere vicini attraverso quelle che sono le prerogative contenute nel decreto e che ormai da fine mese diventeranno operative con le vere circolari, fra circolari Agenzie delle Entrate e circolari INPS, come possiamo essere vicini ai nostri produttori agricoli. Ma allora, sicuramente siamo vicini con la nostra rete di uffici, sia quelli di Unagri sia quelli di Federterziaria, quindi la nostra capillarità sul territorio, come dire, ci permette di offrire un servizio di consulenza, di formazione e non solo, ma anche di gestione pratica di quelli che sono gli aiuti, questi nuovi bonus o vecchi bonus che sono nuovamente riproposti qui nell'attuale decreto ristori. Ma permettimi di dire una sorta, non voglio essere polemico, ma quasi, nel senso che mi sembra che anche questo nuovo decreto di ristori, a parte il cambio di nome, di fatto non ha cambiato moltissimo, perché mi sembra di rivedere nuovamente la logica del contentino, cioè la teoria: tu hai perso 10, ti do 3 e cerchiamo di andare avanti. Non è questo il modo per risolvere l'economia italiana e per risolvere anche quella che è l'economia del comparto primario. Non dimentichiamo che noi dal 2000 al 2021, quindi da quando è iniziata questa benedetta pandemia, l'economia ha perso oltre 250 miliardi di euro. Quindi significa che abbiamo avuto un danno elevato. E sicuramente, se non si pone in essere un serio programma di riconversione, di ristrutturazione, di azione sull'economia, e si continua a utilizzare il sistema dei bonus, in realtà non riusciremo mai a fare una seria ripresa economica.
Mi piace in questo decreto il fatto che è stata eliminata la brottura dei codici Ateco, e questo è un dato di fatto interessante, però la cosa che ancora oggi mi dispiace di vedere è che manca una seria politica di sostegno del comparto agroalimentare, perché dobbiamo smontare e annullare la favoletta per cui nel momento della pandemia, nel periodo della pandemia, in agricoltura o le aziende agricole hanno lavorato di più. Non è vero, perché comunque c'è una flessione della produttività, quindi del fatturato dell'azienda agricola, una grossa flessione c'è stata, perché i nostri recettori, i consumatori finali non sono solo i singoli acquirenti, ma sono anche i ristoranti, sono anche le pasticcerie, e quindi gran parte dell'azienda agricola hanno avuto un calo. E Sì, quindi, un forte calo di tutta la filiera, perché sono certo, quindi è inseriti necessario sostanzialmente in tutto quello che è un il comparto. intervento strutturale anche e soprattutto per il contrasto agroalimentare, anche perché non dimentichiamo che è il comparto che ci dà, concedemi, tra virgolette, ci dà da mangiare, e quindi credo che sia necessario e indispensabile procedere a un intervento più strutturale su questo comparto. Grazie Domenico, e su questo il nostro impegno è costante, anche perché stiamo preparando una serie di documenti simili a quelli che sono già stati inviati con le note congiunte al Ministero già diciamo, con il vecchio governo, ma ci impegniamo proprio in questo ambito a quella che è la tutela di tutto il comparto e a inquadrare quella che è la possibilità di uno sbocco che vada oltre quelli che sono i semplici ristori. Bene Domenico, io con questo ti ringrazio di essere stato con noi e l'invito a essere presente anche in futuri appuntamenti, in modo anche da illustrare quelli che saranno i risultati delle nostre battaglie, di quelle che stiamo ponendo in atto. Giovanni, Grazie, io ringrazio te per avermi invitato, e ti confermo la mia disponibilità nel mio piccolo ad essere presente a questo momento informativo, perché dobbiamo anche dire che le persone oggi più che mai hanno bisogno di un'informazione, perché vige sempre quell'elefantica burocrazia che abbiamo in Italia, per cui difficilmente si riesce a capire quello che il governo vuole farci capire Benissimo. o non vuole farci capire. Grazie a Bene. tutti. Grazie, adesso diamo la linea alla dottoressa Costabile per la scheda informativa di questa settimana. Grazie Giovanni. Cari amici, io vi ricordo 2 scadenze importanti. Entro il 15 maggio 2021 è possibile presentare domanda unica presso i nostri uffici CA. Sono tenuti a presentare domanda tutti coloro che sono titolari di fascicolo aziendale e titoli PAC. Inoltre, tra 4 giorni, giorno 31 marzo 2021, scadono i termini per presentare domanda di disoccupazione agricola. Ricordo che la domanda può essere presentata per il tramite dei nostri uffici, che sono a vostra completa disposizione. Infine, in merito alle misure del DL Sostegno emanato recentemente dal Governo, sarà possibile presentare domanda dal prossimo 30 marzo. Anche in questo caso vi offriamo il nostro completo supporto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci sul nostro canale www.icrcalabria.it, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Arrivederci alla prossima puntata.